Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo Marco Gaeta ha rinviato a giudizio 2 giovani accusati di violenza sessuale di gruppo e produzione di materiale pedopornografico. La vicenda è quella dell'agrigentina Alice Schembri, la giovane all'epoca dei fatti quindicenne che dopo 2 anni di tormenti si tolse la vita dopo essere stata stuprata e il cui filmato fu immesso in rete dai suoi aguzzini. Un caso che ha scosso l'opinione pubblica dopo il suicidio della giovane che si è lanciata nel vuoto dalla rupe Atenea. La denuncia per istigazione al suicidio era stata archiviata nel 2018, ma la procura di Agrigento ha riaperto il caso perché ha trovato il filmato dello stupro indagando i responsabili. I genitori della ragazza si sono costituiti parte civile e si sono associati alla richiesta della procura di disporre il rinvio a giudizio. I difensori dei 2 imputati, gli avvocati Daniela Posante e Antonio Provenzani, avevano chiesto al giudice di emettere una sentenza di non luogo a procedere. Rigettata dunque, il processo a carico dei 2 presunti stupratori si aprirà il 4 dicembre prossimo, giorno nel quale è stata fissata la data della prima udienza al Tribunale di Palermo. I 2 saranno giudicati dai giudici della prima sezione penale presieduta da Alfonso Malato. Perché ciò che è accaduto restasse a futura memoria dei giovani, per iniziativa del Club Sor Optimist di Agrigento, alla giovane è stata intitolata l'aula del linguistico del liceo Leonardo che frequentava.